Taxi con il cuore è un'iniziativa solidale di Family Care e del gruppo Open John Metis. Attivare il servizio è molto semplice, basterà contattare la nostra filiale di Varese aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il personale di Family Care fornirà sia un codice che l'utente dovrà poi comunicare a Radio Taxi Varese per chiamare il taxi, sia un voucher digitale che dovrà essere mostrato al tassista per usufruire gratuitamente della corsa. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Pretina.it. Svolta nelle indagini sull'accoltellamento a Novara di un 39enne varesino, la polizia ha arrestato a Broilo, in provincia di Messina, il presunto autore. Si tratta di un muratore di 38 anni, ora accusato di tentato omicidio. Il fatto era avvenuto alla vigilia di Ferragosto dello scorso anno in strada. La vittima era stata raggiunta da più fendenti al fegato, allo sterno e al capo, e la violenza usata era stata tale che la lama del coltello si era staccata dal manico. Il muratore, ritenuto responsabile dell'accoltellamento, è stato portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Un elemento chiave nelle indagini è stata proprio l'arma recuperata in strada. Veniva venduta in un solo comune del Novarese e in pochi esemplari all'anno. E così l'attenzione si è concentrata sul muratore che la sera dell'aggressione era stato notato dalla polizia sul luogo dei rilievi. Dai successivi accertamenti è emerso che l'arrestato era stato in carcere a Novara insieme all'accoltellato. Ancora da definire i motivi della lite alla base del tentato omicidio. Varese ci riprova. Dopo i tentativi tutt'altro che soddisfacenti del recente passato, l'amministrazione comunale rilancia il servizio di bike sharing. Vediamo il servizio di Barbara Zanetti con le immagini di Angelo Poricelli dell'agenzia Blitz. Oggi rinasce il servizio di bike sharing della città di Varese con 100 biciclette, tutte nuove, 30 pedalata assistita, 25 postazioni per la presa dei mezzi, di cui 12 nuove rispetto alla rete preesistente. Quindi un servizio molto più capillare, presente, conveniente anche dal punto di vista economico perché i costi saranno assolutamente accessibili e per i primi 4 mesi l'iscrizione annuale sarà assolutamente gratuita. Saranno previste anche sconti e riduzioni per gli studenti e i giovani fino a 27 anni, per il personale dell'Università Insubria e anche per i lavoratori della città. A Legnano è ancora al palo il progetto di recupero dell'ex scalo ferroviario accanto alla stazione di Piazzale Butti. Dettagli nel servizio di Luigi Crespi e agenzia Publifoto. Siamo alla stazione di Legnano, questo alle nostre spalle è l'ex scalo merci. Lo scorso anno il Comune di Legnano e Rete Ferroviaria Italiana avevano raggiunto un'intesa per trasformare questi locali in un punto di riferimento per i tanti pendolari che ogni giorno vengono in stazione in bicicletta. Qui bisognava organizzare un punto di riferimento dove potevano lasciare le biciclette in modo sicuro per evitare i furti che continuano a ripetersi con una certa regolarità in stazione. Purtroppo a un anno di distanza qui la situazione è ancora quella che potete vedere, sporcizia, immondizia, degrado abbastanza significativo. Come si può vedere qui c'è gente che evidentemente di notte viene a bere, a consumare i pasti, forse anche a dormire. L'idea di recuperare questa zona della città di Legnano resta ancora un miraggio. Un pensiero per le imminenti festività ai bimbi ucraini arrivati nelle scorse settimane a Varese dai luoghi della guerra. Oggi, insieme al vescovo Giuseppe Vegezzi, hanno colorato le uova di Pasqua alla Brunella. Vediamo il servizio. Una quarantina di bambini profughi ucraini si è riunita questo pomeriggio alla Brunella, nella casa del vescovo ausiliare Monsignor Giuseppe Vegezzi, come è stato spiegato loro, per festeggiare la Pasqua. E per festeggiarla in che modo? Dipingendo tantissime uova con le tecniche tipiche del paese ucraino e dell'Europa dell'Est. L'iniziativa è stata organizzata da padre Volodymyr Nisserman, che è a capo della comunità di rito cattolico bizantino di Varese e di Gallarate, e grazie alla collaborazione della diocesi varesina e in particolare di Monsignor Giuseppe Vegezzi, che ha accolto ormai mesi fa in una delle case proprio della chiesa varesina padre Volodymyr con la sua famiglia.
Chiudiamo con lo sport. Varese ancora sotto shock per la notizia dell'esonero di Johan Royakkers, il tecnico olandese dell'Open John Metis, licenziato questa mattina. Il commento del caposervizio della redazione sportiva di Prealpina, Antonio Triveri. L'ennesimo caso alla pallacanestro Varese, il secondo esonero dell'anno. Sicuramente ci sono i principi della società in ballo, che è molto integralista, c'è la necessità di mantenere un'immagine corretta, per cui non sono ben accetti gli insulti, le liti in spogliatoio, i comportamenti nei confronti anche dei giocatori soprattutto, ma anche dei dirigenti. Il problema è che l'integrità è sicuramente un valore, ma non può e non deve diventare un cappio, ed è quello che un po' sta diventando, perché quest'anno già, ma soprattutto anche l'anno prossimo, perché sia Vertemati che Royakkers vantano contratti biennali, quindi l'anno prossimo ci saranno 3 allenatori da pagare, questo diventa un costo. Se questa è la linea della società, è chiaro che per non diventare un cappio è necessario individuare un allenatore che sia corretto e che sia un profilo assolutamente limpido. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata.